Marco Petrini, coach delle Marche, comunque sorridente, comunque orgoglioso insomma, dei suoi ragazzi. Assolutamente sì. Niente, noi secondo me abbiamo fatto un grande trofeo delle regioni. In finale ci è mancato un po' di, non lo so, di gambe sicuramente, e poi comunque giocavamo contro una squadra quadrata in tutti i fondamentali che ci ha messo in grande difficoltà in battuta, e soprattutto con la battuta flot che doveva essere la nostra arma. Quindi onore a loro, noi abbiamo fatto comunque il massimo. Non è bastato un grande Riccardo Vecchi comunque, una delle stelle più brillanti delle Marche. Riccardo ha fatto un trofeo assolutamente eccezionale. Oggi ha provato a caricarsi, come ha fatto in qualche altro momento, la squadra sulle spalle, però probabilmente anche lui ne aveva un po' di meno di energie, perché è sicuro che ne ha spese tantissime. Quanto vale questo secondo posto per le Marche? Ma vale tanto perché quest'anno non abbiamo avuto nessuna squadra in finale nazionale Under 16, quindi vuol dire che è stato fatto un lavoro importante. Secondo me è un grosso risultato. Io, se vogliamo dare un voto, 9,5. Ovviamente il 10 sarebbe stato aver vinto, però 9,5 comunque. Perfetto, allora grazie e complimenti a Marco Petrini e alle Marche. Grazie.